Presidente Bonomo, parlare di imprese significa pensare al lavoro, all'occupazione, all'economia intera di un territorio. Le misure imposte per l'emergenza sanitaria, certamente pesanti, secondo lei come devono essere vissute? Le nostre imprese la stanno vivendo con una piena consapevolezza del momento che stiamo vivendo. Credo che ormai sia opinione comune che la prima cosa a cui si pensa è alla salute e alla vita. E con questo, vuol dire, con questo sentimento le imprese stanno affrontando questo momento veramente difficile. Abbiamo delle imprese che di loro spontanea volontà hanno chiuso la propria attività proprio per tutelare prima di tutto i propri clienti, poi i propri dipendenti e anche loro come operatori. E questo dà il segno anche della sensibilità che le nostre imprese hanno nei confronti della comunità e della società nella quale vivono. Avete incontrato il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta. Quali le vostre richieste al governo? Beh, le richieste sono quelle che stiamo mettendo in piedi, oltretutto perché vediamo che provvedimento dopo provvedimento le situazioni cambiano, i provvedimenti cambiano, le situazioni si modificano, però quello che noi chiediamo è di avere un occhio di riguardo per quanto riguarda tutta la parte che riguarda l'impresa, soprattutto per le scadenze immediate, per cui andando proprio a quelle che sono le esigenze che partono fin da subito, noi stiamo chiedendo la sospensione almeno fino al 30 di aprile di tutti i pagamenti, per cui IVA, F24 e tutte le scadenze che ci sono da qui al 30 di aprile. Poi anche la sospensione di tutte le incombenze burocratiche, per cui tutti quelli dichiarativi che ci sono da qui al 30 di aprile che vengano posticipati a dopo. E oltretutto l'altra cosa che chiediamo è che poi questi pagamenti che vengano spostati, che non si debbano pagare in un'unica soluzione, ma che ci sia una dilazione di pagamenti. Anche la Regione è intervenuta per andare oltre quanto previsto dagli enti bilaterali per il sostegno al reddito dei dipendenti. Beh, la Regione qui è intervenuta subito, aveva delle economie in capitoli di bilancio riguardanti quelle che sono le casse integrazione in deroga e con una delibera fatta veramente in grande urgenza, in grande velocità, ha sbloccato questi fondi, per cui c'è fin da subito una copertura con questa cassa integrazione in deroga. Poi ci sono tutta un'altra serie di strumenti rispetto ai quali credo che i nostri collaboratori sono in sicurezza per quanto riguarda il sostegno al reddito, perché ci sono tutta una serie di strumenti che hanno a che fare anche con la nostra bilateralità, con il Fondo Sociale Bilaterale Artigiano, con gli enti bilaterali, soprattutto quello veneto, che ha attivato nel tempo anche delle contrattazioni di secondo livello che in questo momento vengono a sostenere quella che è la continuità del reddito per i nostri collaboratori. Una risposta la auspicate anche dall'Europa, perché la moratoria sui mutui delle imprese o i mancati incassi non si ripercuotano sul rating creditizio, sulle valutazioni delle stesse imprese. Sì, noi stiamo facendo pressione sul governo che a sua volta deve fare una pressione importante sul sistema europeo affinché tutti assieme si chieda alle banche centrali, per cui a Banca d'Italia ma anche alla Banca Europea, di cui si ha veramente bisogno, ossia un'iniezione di liquidità importante da parte delle imprese, un blocco di rating per quanto riguarda poi la valutazione della capacità restitutiva delle imprese che deve essere messo e bloccato in un momento che deve essere prima della crisi derivante dalla situazione che stiamo vivendo, e poi anche degli strumenti a disposizione delle banche affinché possano svincolare dei fondi e mettere a disposizione dei plafond per fare delle iniezioni di liquidità nelle imprese.